Il grifone è la più sociale delle 4 specie di avvoltoi d'Europa. Si nutre in gruppi e si riproduce in grandi colonie che possono ospitare centinaia di individui. Gli avvoltoi si nutrono di carcasse, ossia i resti di animali morti, e fungono da spazzini del mondo naturale, offrendo un prezioso servizio ecosistemico alle comunità locali. Nutrendosi dei resti degli animali morti, gli avvoltoi aiutano ad eliminare dall'ambiente i batteri potenzialmente dannosi, limitando la diffusione di malattie infettive. Il progetto Life Safe for Vultures ha l'obiettivo di assicurare la sopravvivenza a lungo termine della popolazione di grifone in Sardegna, espandendo il suo areale di distribuzione affinché riconquisti i siti storici della Sardegna centro-orientale e meridionale, aumentando la capacità portante delle zone di alimentazione e prevenendo le principali minacce come l'avvelenamento e l'interazione con le infrastrutture energetiche. Il progetto, finanziato nell'ambito del nuovo programma LIFE 2014-2020 per l'ambiente e per il clima, ha come partners l'Università di Sassari, l'Agenzia Forestas e Distribuzione, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e la Vulture Conservation Foundation. Il progetto è la naturale prosecuzione di Life Under Griffon Wings, con cui si è contribuito a migliorare lo stato di conservazione del grifone nella Sardegna nord-occidentale, dove si è passati da circa 100 esemplari presenti nel 2015 a circa 250 nel 2020.